Qui a questo evento oggi anche la presenza di Sonia Alfano per testimoniare e parlare di legalità. Ecco, quanto è importante oggi parlare di legalità anche in un territorio come questo agrigentino, come quello di Naro, anche alla presenza di tanti studenti. Ma io direi non anche a Naro, io direi soprattutto a Naro, soprattutto nelle realtà come Naro, che sono purtroppo distanti dai grandi centri metropolitani. A volte uno può avere la sensazione che queste realtà siano distanti da certe situazioni o comunque lontane. Il messaggio da dare agli studenti, da dare ai ragazzi è sicuramente di fondamentale importanza, è un messaggio che va rinnovato, ma deve essere un messaggio vero e non ipocrita, perché spesso attorno a queste manifestazioni antimafia ruota talmente tanta ipocrisia che si ha difficoltà a capire se è l'antimafia che cerca di sconfiggere la mafia o è la mafia che si insinua dentro l'antimafia. Purtroppo ormai abbiamo dimostrazione sempre più spesso che a volte è veramente difficile intravedere e mirare comunque nei confronti di una linea divisoria. Questo a me francamente dispiace tanto, dispiace tantissimo, anche perché purtroppo, lo dicevo tanti anni fa e credo che sia un messaggio altrettanto ancora attuale. Fino a quando il crimine sarà organizzato e l'antimafia sarà disorganizzata perché troppi protagonisti, perché troppe prime donne, allora noi non saremo nelle condizioni di poter fare una lotta seria, visto e considerato che la politica purtroppo sembra sempre più lontano da questi temi, nessun partito sembra avere a cuore quello che è la lotta alla mafia, una lotta alla mafia che sembra essersi fermata in Italia nel 1996. Sono veramente poche le realtà politiche che cercano in qualche maniera di mettere nella loro agenda la priorità come lotta alla mafia. Poi, ripeto, le parole possono essere tante, però alle parole bisogna dare un senso e alle parole soprattutto bisogna dare seguito con i fatti. Oggi ci tenevo in maniera particolare a partecipare a questa iniziativa, non tanto per il semplice fatto della data comunque nazionale, che oggi è una data importante, ma intanto perché volevo essere qui, perché credo nella persona in cui, tra l'altro, che l'ha organizzata, che è appunto l'onorevole Maria Grazia Brandara, perché una cosa è organizzare gli eventi per la legalità, una cosa è vivere nella legalità ogni giorno, per cui è importante che oggi la viviamo, è importante che tutti diamo un messaggio, che siamo tutti qui, però il mio messaggio vorrebbe essere che questa giornata ricordiamola ogni giorno, non soltanto nelle date dove oggi tutti parliamo di legalità. Che ne pensi di questa iniziativa di oggi? È un'iniziativa molto bella, infatti penso che questa giornata ci dà spunto a diventare gentiluomini, infatti noi dobbiamo capire che qui sono state terre bonificate e infatti mia zia Maria Grazia ha combattuto molto per queste terre e per farle tornare alla legalità e non alla mafia. Sarò sempre per la legalità e spero che questi ragazzi crescano tutti bene.